Penso che sull'autonomia dovremmo avere delle risposte dal governo, visto e considerato che oggi l'inadempiente è il governo. Inadempiente non lo dico polemicamente, ma lo dico perché la Costituzione dice che dovremmo firmare un'intesa tra governo e regione, manca il pezzo di carta del governo per firmare. Il governo è inadempiente, parola di Luca Zaia, mentre il counter di Media Nord-Est gira. Il Movimento 5 Stelle progetta di costruire un gruppo di lavoro con l'Università di Napoli. Il presidente veneto rilancia auspicando gli stati generali sull'autonomia, con tutti gli accademici uniti. Ben venga lo studio, ma addirittura io implementerei gli accademici dell'Università di Napoli con i nostri accademici, con quelli della Lombardia, con quelli dell'Emilia Romagna, con quelli di tutte le regioni che stanno lavorando. Però a più di 650 giorni dal referendum inventarsi quest'ultima novità per buttare in avanti la palla, io la trovo abbastanza riprovevole, per non dire altro. Insomma, liti di condominio dove il condominio è il governo. Lega da una parte, che vuole accelerare i tempi della riforma, Movimento 5 Stelle dall'altra, che frena, anche se l'autonomia è prevista dal regolamento condominiale di Palazzo Chigi. E i 5 Stelle sanno benissimo che nel regolamento condominiale c'è scritto che bisogna fare l'autonomia, non è che adesso si può far finta di non aver letto il regolamento condominiale, per cui per i loro millesimi che rappresentano nell'assemblea di condominio è bene che si adeguino a portare avanti l'autonomia. La proposta di Zaia è firmare subito una preintesa con il governo, portarla in Parlamento per le osservazioni e poi redigere un'intesa con la Regione Veneto. Ma ad oggi il nodo è ancora a Palazzo Chigi. Attendo il documento del governo, vorrei specificare e spiegare a tutti i cittadini che a tutt'oggi la Regione del Veneto non ha un pezzo di carta in cui si dice questo sì, questo no, questo sì, questo no, non c'è nulla. Quindi mi aspetto un documento del governo, almeno sulla base di quello riusciremo a ragionare e le posso garantire farò di tutto perché si trovi un'intesa.